Io i macchinari ho perso, in totale della mia azienda ho perso 240.000 euro. Sta lavorando, ma molto poco, Luciano Giacometti, uno degli imprenditori alluvionati di Bovolenta. Aspetta ancora i rimborsi per gli impianti che ha buttato via, danneggiati dall'acqua. Rimborsi che dice, dopo l'acconto del 30%, non arrivano più. Cioè, noi abbiamo perso tutti i macchinari devono pagare per quello che erano, punto, e non c'è altro da aggiungere. Io voglio il 75%, se no, lo dicevano prima, io non spendevo altri soldi, non facevo altri mutui, non mi impegnavo in altri 20 anni dei pagamenti, lo capivo. Saravo attività e andasevo a chiedere lavoro in comune con 4 fioi. Stiamo aspettando i pezzi giustificativi, quindi le lamentele che ci sono, non siamo noi che siamo in ritardo, ci sono anche degli imprenditori che non sono ancora a posto con le pezzi giustificative. I rimborsi vengono dati a secondo delle spese che hanno fatto. Ti trovi la rata del mutuo che devi tornare, devi pagare il 100, la differenza dei 75 che è il 25 che tu ti sei già indebitato, perché per avere 75 tu devi presentare 100, per cui quello è già un debito. Tutta la tua la mancata lavorazione dei 4, nel caso mio sono stato fermo 4 mesi, non hai prodotto per 4 mesi. Lamentele per il gusto di lamentarsi, queste io le odio. Cioè, mi viene voglia veramente di andare là, prendere una lata di benzina, brucio tutto e finito. Almeno finisce così. Pensavo che queste persone avessero qualche parola, che spendessero qualche parola buona anche per quelli che li hanno aiutati, per quelli che sono stati vicini, per i tanti contributi che abbiamo avuto. E quindi da questo punto di vista mi hanno un po' deluso.